Benvenuti fan, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro club preferito. Andiamo al video. Gianluigi Bagnulo ha riportato altri dettagli della trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne. Il Napoli sta cercando di ingaggiare Kevin De Bruyne. Al momento è un sogno lontano e complicato. C'è la concorrenza del Liverpool, che sta cercando di convincere il giocatore a rimanere in Premier League. Anche l'Aston Villa si è allontanata dal belga e ci sono offerte dalla MLS per i Chicago Fire. Ma De Bruyne vuole rimanere in Europa per dimostrare al City che hanno commesso un grosso errore non rinnovandogli il contratto. Ne avevano parlato a inizio anno, poi sono arrivati gli infortuni, qualche acciacco normale per un giocatore di 33 anni. Da lì in poi De Bruyne e il City si sono allontanati sempre di più fino a quel famoso annuncio di partenza. Il nodo non è economico, ma familiare, poiché i loro 3 figli sono nati a Manchester. La sua preoccupazione principale è quella di accogliere la sua famiglia nel miglior modo possibile. Gran parte di questa attività passa attraverso la moglie Michelle, che ha sposato a Sorrento insieme all'invitato alle loro nozze Dries Mertens. Romelu Lukaku, uno dei suoi migliori amici, gioca a Napoli. Quindi ci sono anche alcuni aspetti positivi tra De Bruyne e il Napoli. Il Napoli sta lavorando per realizzare questo sogno. I contatti ci sono. Il Napoli ci sta provando. Non è facile, ma il semplice fatto che il Napoli si avvicini a un giocatore così la dice lunga sulle ambizioni del club per le prossime stagioni. Molto dipenderà dalla scelta della moglie, dalla sistemazione. Queste sono le preoccupazioni principali prima ancora di quelle economiche. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Accetteresti De Bruyne a Napoli? O no? Voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!